Ho visto che la torta ai 5 bicchieri vi è piaciuta assai. Questa volta la rifacciamo simile, però con la Nutella e il cioccolato bianco. Via di carta e penna e venite appresso a me. Le uova e un bicchiere di zucchero. Adesso uniamo un bicchiere di olio e semi di girasole. Mescoliamo di nuovo. Adesso buttate 3 bicchieri di farina, tutti e 3 insieme. 1, 2 e 3. Mescolate tutto finché non diventa liscio e omogeneo. Adesso aggiungo una bustina di vanillina, ecco qua, e questa è la farina di maizena, di amido di mais, ne metto la metà, questa è 250 grammi, voi ne mettete 125, una bustina di lievito pane angeli, ecco qua, e il bicchiere di latte, tutto così insieme, e mescolate. Prendete un rutiello, questo qua è 22-24 cm, io uso lo staccante, voi ci potete mettere il burro, la margarina, un po' di olio e farina, ecco qua. E adesso ci vado a buttare tutto l'impasto dentro. Prendete un cucchiaio, ecco qua, abbondato, cioccolato, Nutella e un po' di cioccolato bianco, vedete? Ecco qua, e vi alternate un cucchiaio bianco e un cucchiaio di Nutella. Poi se preferite potete usare anche solo la Nutella. In forno a 180 gradi per 40 minuti, ogni tanto dietela da un occhio. L'acqua ragazzi è pronta, assaggiamo un po' di zucchero a velo, tengo l'acquolina in bocca, ecco qua, vedete la Nutella, guardate, e il cioccolato bianco, guardate, assaggiamo. Si sente proprio la Nutella, guardate. Guardate tutto il cioccolato. Mi mangio una bella fettuna perché da stamattina non ho mangiato niente. Potete preparare anche il giorno prima per il giorno dopo che è ancora più saporito. Ma buona giornata a tutti quanti.